A tutti voi buona giornata, bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Basta con notizie farlocche sui danni causati dai vaccini, sono sicuri? L'unico vero problema che abbiamo con AstraZeneca riguarda il rispetto dei tempi delle forniture delle dosi. Così il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che si dice favorevole alla campagna vaccinale per fasce d'età e non più per categorie. Il governatore ha parlato all'ospedale maggiore di Trieste in occasione della presentazione del test molecolare salivare, un'arma in più nella battaglia contro il Covid. Ma penso anche che dopo, ovviamente, superata questa montagna, che è l'ultima che dovremo superare, però comunque la sorveglianza bisognerà continuare a fare, e i test salivari sicuramente rappresentano un'innovazione molto importante, oltre ad essere un test molto meno invasivo, anzi per nulla invasivo rispetto al tampone tradizionale. Risulta anche molto più facile il prelievo, perché ovviamente non serve un operatore sanitario che lo effettui. Questo vuol dire avere una capacità molto superiore e decisamente migliorata per l'approvvigionamento ovviamente dei test e quindi per poter analizzarli. Campagna vaccinale, un cambio di passo importante. Ieri il nuovo commissario ha detto vaccinate, se avanzano dosi vaccinate anche chi passa per di là, è una rivoluzione storica. Io sono molto favorevole al nuovo piano, soprattutto per una questione, perché si è messo da parte quella questione di vaccinare determinate categorie professionali che mi vedeva molto contrario, e invece si va per fasce di età. Questo perché? Perché fasce di età, soprattutto gli over 65 e le persone con pluripatologie previste nel piano, sono quelle più a rischio, cioè quelle che rischiano di più per la loro salute e quelle che rischiano anche di andare a saturare il sistema ospedaliero e sanitario. Se noi mettiamo in sicurezza questa fascia di popolazione, risolviamo una buona parte del problema pandemico. Se invece qualcuno pensa di superare gli altri dicendo vaccina prima me perché la mia professione, ognuno ha motivazioni validissime, però serve oggettività nel portarla avanti e cercare di tutelare tutta la popolazione, non soltanto determinate fasce di popolazione. C'è timore invece per le paure delle persone nei confronti del vaccino AstraZeneca? Anche oggi è uscita AIFA, ma tutte le realtà scientifiche hanno certificato che non c'è correlazione tra AstraZeneca e controindicazioni che ci hanno raccontato in questi giorni. Addirittura si parla di 15 trombosi su 17 milioni di vaccini inoculati. Adesso queste notizie che vanno lanciate un po' a caso e sono molto rumorose quando escono, bisogna smentirle e dire con chiarezza che AstraZeneca è un vaccino sicuro, e non lo dice Federica perché non sei in grado di dirlo, ma tutte le realtà scientifiche proposte a farlo, non si può seguire l'ultima voce. Ha un problema AstraZeneca, vero, che è quello della fornitura dei vaccini. Allora la battaglia dobbiamo farlo chiedendo alle aziende farmaceutiche che rispettino i contratti che hanno firmato, visto che oltretutto hanno preso i soldi in anticipo, voglio ricordare, centinaia di milioni di euro, e non invece lanciare queste campagne terroristiche con gente che dopo non viene a vaccinarsi. Basta con queste notizie farlocche, incominciamo invece a pretendere che AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, che sono quelle oggi approvate, consegnino i vaccini, perché abbiamo assoluto bisogno di fare una campagna veloce e ovviamente la più ampia possibile. E intanto da oggi il Friuli Venezia Giulia è in zona rossa, allora nel prossimo servizio riepiloghiamo tutte le restrizioni che sono in vigore nel nostro territorio. Da oggi il Friuli Venezia Giulia passa alla zona rossa, che manterrà presumibilmente fino al 5 aprile, al termine del lockdown pasquale. Vediamo nel dettaglio le misure restrittive stabilite anche dal nuovo decreto. Il coprifuoco resterà invariato fra le 22 e le 5. Rimane in vigore il divieto di spostamento tra le regioni. Ci si potrà spostare per motivi di lavoro, salute o urgenze, compilando l'autocertificazione in caso di controlli delle forze dell'ordine. Da oggi è prevista l'attivazione della DAD e la contemporanea sospensione dell'attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Come da prassi, ammessa l'ingresso dei fedeli sarà contingentato con l'obbligo di mascherina, di distanza di sicurezza e il divieto dello scambio della pace. Sarà possibile spostarsi per raggiungere solamente il luogo di culto più vicino a casa. È possibile raggiungere le seconde case anche in un'altra regione, solo se si è proprietari della casa o se la si è affittata prima del 14 gennaio del 2021.
Questa regola è valida per il proprietario e i suoi familiari. Sono vietate fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile le visite ad amici e parenti o comunque in un'altra abitazione privata per motivi che non siano di lavoro, salute o necessità. Il 3, 4 e 5 aprile sarà invece consentito una volta al giorno spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa regione tra le 5 e le 22 a un massimo di 2 persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le 2 persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni. Bar e ristoranti sono chiusi, resta consentito l'asporto e la consegna a domicilio a patto che il consumo non avvenga sul posto o nelle vicinanze. È consentita, senza limiti d'orario, la ristorazione solo all'interno dell'albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Rimangono chiusi barbieri e parrucchieri. Aperte invece le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità. Alimentari, tabaccherie, ferramenta, edicole, farmacie, profumerie, lavanderie, negozi di ottica, negozi di intimo e di biancheria per la casa e negozi per l'abbigliamento di bambini, negozi di giocattoli. Nella zona rossa sono ammesse passeggiate ed attività motoria all'aperto esclusivamente in prossimità della propria abitazione, con l'obbligo di rispettare 1 metro di distanza da altre persone. Ok anche alle attività sportive esclusivamente nel territorio del proprio comune dalle 5 alle 22, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di 2 metri. Se si fa corsa o bici, è possibile anche sconfinare nel territorio di un altro comune. E con la zona rossa è in lockdown la scuola, dall'asilo nido fino all'università. Sono 193.000 i bambini e i ragazzi che da oggi e quasi certamente fino a dopo Pasqua trascorreranno le giornate in casa e non con le loro educatrici o in aula. Mondo della formazione in lockdown in Friuli Venezia Giulia. Da oggi tutti a casa, dall'asilo nido fino all'università. Con l'ingresso in zona rossa, infatti, la didattica a distanza, già prevista in regione dalle scuole medie in poi, è stata estesa anche agli altri cicli. Sono 193.000, partendo dai piccoli ospiti dei nidi ed arrivando fino agli studenti universitari, i bambini e i ragazzi che da oggi e molto probabilmente fino a dopo Pasqua trascorreranno le giornate tra le mura domestiche anziché nelle loro aule. Con i quasi 50.000 iscritti alle scuole primarie del Friuli Venezia Giulia, tra elementari, medie e superiori sono 130.500 gli studenti che frequentano le lezioni dalle loro camerette, dai salotti o in cucina, dividendo gli spazi disponibili con i fratelli in DAD e molto spesso con i genitori in smart working. Sono a casa anche quasi 26.000 bambini che frequentano le scuole dell'infanzia e oltre 6.000 bimbi dei nidi. Le scuole non sono chiuse e continuano ad ospitare alunni disabili o con bisogni educativi speciali, ai quali è garantita la didattica in presenza, così come si svolgono anche le attività di laboratorio previste per gli istituti tecnici e professionali. Nelle circolari che i dirigenti scolastici del Friuli Venezia Giulia hanno inviato alle famiglie si ricorda come le scuole restino aperte anche per gli studenti che non dispongono dei dispositivi informatici e della connettività necessari per seguire le lezioni da casa. Alcune scuole si sono limitate a dire che la didattica a distanza parte oggi, altre si sono spinte in più in là, aggiungendo che così sarà fino al 6 aprile. E a fronte del massiccio ricorso alla didattica a distanza, l'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia interviene per indicare alcuni orientamenti che possono essere seguiti dai genitori degli alunni più piccoli. Innanzitutto è opportuno evitare di contrapporre in un momento d'emergenza come questo la scuola in presenza e la scuola a distanza. Attenzione a non alimentare battaglie le cui conseguenze finiscono per scaricarsi sui figli, che invece necessitano di essere aiutati e affiancati in un clima il più sereno possibile e senza lotte, afferma il presidente dell'ordine Roberto Calvani. Ciò che conta è far capire ai bambini che anche la scuola da remoto è scuola, appunto. Naturalmente, osserva Calvani, per questa operazione oltre agli insegnanti stessi sono arruolati i genitori che devono sentirsi investiti di un compito di coaffiancamento e di supporto al cammino didattico dei figli. Penso soprattutto a chi frequenta le scuole primarie e la secondaria di primo grado, ritenendo che alle superiori ci possano essere
essere maggiore consapevolezza e maggiore autonomia. Le ricette che possono servire ai genitori dei più piccoli si riassumono in 3 parole guida: motivazione, empatia, ascolto attivo. L'essenziale è non far pesare sui figli questa lontananza da scuola, perché ciò comporterebbe una più accentuata insofferenza subita dai figli. Anche gli allevatori del Friuli Venezia Giulia chiedono di essere vaccinati al più presto, essendo stati classificati tra le attività essenziali già dalla prima ondata. Proprio in quanto uno dei primi componenti della filiera alimentare, la categoria chiede di non essere dimenticata. Credo sia arrivato il momento della vaccinazione e di essere inseriti nelle categorie prioritarie, ha spiegato il presidente dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, Renzo Livoni. Attività come le nostre non possono permettersi alcuno stop, continua, ricordando che la maggior parte delle stalle in regione conta su pochi dipendenti e che l'eventuale positività di un membro della famiglia comporta la quarantena preventiva e il rischio del temporaneo fermo produttivo. Infortunio sul lavoro questa mattina lungo l'autostrada A23 a Ugovizza. Un uomo, mentre lavorava a bordo strada, è caduto da 4 metri d'altezza tra 2 viadotti, riportando gravi lesioni. L'operaio è sempre rimasto cosciente. L'elicottero è decollato dalla base di Campoformido per trasportarlo all'ospedale di Udine. Sul posto Vigili del Fuoco di Tarvisio, Carabinieri e Polizia di Stato. L'infortunio si è verificato attorno alle 11:30. 3 incendi d'abitazione in meno di 48 ore, tutti causati dal surriscaldamento di canne fumarie con estensione al tetto e piani sottostanti, tanto da rendere inagibili i locali. Ieri mattina è successo a Rivo di Paluzza, in Carnia, nel pomeriggio di ieri a Sagrado, questa notte a Zeglianutto nel comune di Treppogrande. Quest'ultimo incendio, scoppiato alle 3, ha distrutto il tetto e danneggiato parte dell'abitazione. Fortunatamente non ha coinvolto le 2 persone che si trovavano in casa. Le operazioni di messa in sicurezza impegneranno i vigili del fuoco per buona parte della mattinata. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Tra pochissimo, sempre in diretta, l'appuntamento con A Voi la Linea. Arrivederci.